Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, io sono Lord Perso e siamo tornati qui ancora una volta su Round 2 Total War nella fredda e nevosa Gallia del Nord, anzi centro Gallia, se proprio vogliamo essere, per andare a occuparci della campagna gallica che ha subito una battuta d'arresto da parte delle legioni romane perché appunto non... prima di tutto c'è l'inverno, seconda cosa siamo stati veramente brutalmente circondati e colpiti a una legione dove c'è stata una disfatta incredibile e Roma si deve ancora riprendere per questo affronto. Non ha ancora metabolizzato, la legione è in ricostruzione a Mediolanum, la vedete qua, è la legione Nona Rapax che ha avuto purtroppo appunto una pesantissima perdita. Abbiamo un generale nuovo di zecca che è Appio Silano generale, che è molto astuto come generale. Vedremo cosa riuscirà a fare, diciamo, quando verrà messo nei pieni poteri di comandare una legione al suo massimo. Per ora la legione è stata, i superstiti della legione sono stati condotti a Mediolanum in attesa di recuperare le forze e anche il loro numero di uomini tramite il reintegro per vedere se effettivamente sono ancora in grado di combattere. Comunque la legione si può dire che è fresca di unità, nuove che hanno poca esperienza. Quel minimo diciamo è dovuto agli uomini che sono riusciti a scappare da queste zone e a tornare indietro, ma sono veramente, si parla proprio di piccoli gruppi di uomini, una decina se non di più, che sono riusciti a rientrare poi nell'anno in corso vagando nella foresta. Comunque, al di là di questo, ora ci troviamo in una situazione un po' paradossale perché abbiamo Bibracte che ovviamente ha un esercito ribelle causato dalle nostre continue incursioni per estorcere denaro alla città, che potrebbe metterla in ginocchio nei prossimi turni. Questo in realtà è qualcosa di negativo per noi perché dovremmo dichiarare guerra eventualmente a quest'altra fazione e non mi fa impazzire la cosa. Inoltre è inverno e questa legione io la metterei in fortifica sul fiume in modo tale che si faccia il loro accampamento e che stiano ad aspettare eventualmente un attacco nelle terre straniere. Poi abbiamo anche Octodrum che purtroppo con la gloria di Epona questo esercito continua a scendere. È vero che hanno i permessi per poter passare lungo le valli, ma diciamo che i rapporti con loro non sono proprio idilliaci, quindi vorrei capire quali sono le loro intenzioni. Loro hanno 3 città, Octodrum che minaccia la Cisalpina in maniera diretta e questo non è affatto buono. Poi hanno Vesonto e Bergium che sono molto a nord, e però ecco questo esercito qui non mi piace per niente, quindi dobbiamo cercare di diciamo prendere una certa distanza dal loro da questi uomini nordici che appunto avevamo liberato un bel po' di puntate fa oramai, però che ci stanno dando delle problematiche perché continuano a attraversare i nostri territori. Per amore di Dio, hanno il permesso, però sapete che io sulla Cisalpina voglio avere il controllo assoluto. Io direi che in questo turno andiamo a potenziare un po' di regioni a sud perché ci sono dei cambiamenti che devono essere assolutamente fatti. Tipo pensavo che nella regione di Tingis non ci sia bisogno di costruire una caserma, soprattutto un dispaccio militare di addestramento, e poi qui addirittura abbiamo un'altra caserma ancora. Io direi di togliere queste strutture e che non ci servono, lasciamo giusto la caserma di Manipoli, ma io punterei a lasciare un porto militare su questa regione, ma andare a potenziare anche le strutture che ci danno un po' di denaro, perché noi abbiamo bisogno proprio del denaro, ragazzi. È proprio quello che ci manca per finanziare le imprese. Vedete che comunque abbiamo una grande possibilità di sviluppare il commercio in queste zone che sono ampiamente militarizzate, ma in mia... se posso dare un mio parere in maniera non saggia, cioè in maniera un po' casuale, quindi io andrei a modificarle. Questa magari lo facciamo successivamente, andiamo a potenziare adesso con il forno di mattoni che ci servirà sicuramente. Anche questo potrebbe essere interessante, fare il bosco di ninfe per migliorare la benevolenza della popolazione e anche la romanità. Ok, direi che
questo turno lo possiamo anche completare in questo modo. Non abbiamo possibilità di spendere altro denaro se non prendendoci un'unità qua, ma no, neanche. Non abbiamo i soldi neanche per fare queste unità qua, quindi in realtà ci fermiamo. Peccato che Mediolanum, la provincia della Cisalpina, non ci sia abbastanza popolazione per costruire altre strutture, perché ne avrei da costruire. Ne avrei e come. Comunque va bene, dai. Ci teniamo così, anche qui facciamo un nostro forte in modo tale da non far congelare la legione. Anche qui ci sarà un forte che va a proteggere la città di Limonum. Come vedete abbiamo fatto molti potenziamenti di queste cittadine proprio per resistere eventualmente a degli attacchi nemici e migliorarne la situazione. Quindi direi che abbiamo fatto tutto, possiamo andare avanti. Ci teniamo un po' di denaro da parte. Intanto qui le legioni si stanno raggruppando a sud dell'Egitto, ed ecco qui è arrivata l'ultima legione. E anche qua, ragazzi, come promesso, dovremmo attaccare il sud in contemporanea con l'attacco a nord. Sono stato un po' sciocco, nel senso che pensavo di riuscire a attaccare veramente in contemporanea, a farle partire nello stesso momento, ma purtroppo non è andata così. Ok, abbiamo ovviamente del logoramento da parte delle truppe, ma va bene così. Banditismo, alle tasse mancanti, wow, meno 3000. Vabbè ragazzi, banditismo ci ha colpito. Quella, siamo messi male. Torniamo un attimo indietro e andiamo, ok. Andiamo a recuperare un po' delle imbarcazioni, perché sto perdendo un po' troppi uomini. Ok, il resto. Gente in incognito, scoperto. Fatemi vedere dove. Ok, nella parte... Ah, ok, nella parte però greca. Vedete, anche qua posso andare a... Guardate, posso andare a fare delle strutture che sicuramente mi daranno un sacco di denaro. Wow. Queste sono delle strutture interessanti. Qui mi danno il cibo, che forse ne ho più bisogno del denaro. Va bene. Adesso vediamo un attimo cosa fare, perché questo turno qua perdiamo 3000 cucuzze, quindi insomma non buono. Allora, grazie alle mie 2 lauree, no, grazie alla mia scusate, spia, andiamo a vedere un attimo il territorio nemico cosa ci propone. Ok, va bene, qui abbiamo sempre i ceni che hanno proprio Cenabum come probabilmente limite. Non so perché hanno questa propensione alla difesa di Cenabum, ma avranno i loro buoni motivi. Qui abbiamo Bibracte, che sembra sicuramente avrà recuperato un po' dei fondi che gli avevamo razziato. Spostiamoci con la spia e andiamo un po' più verso nord. Vediamo se c'è qualcosa. Scopriamo se c'è qualcosa che... No, niente. Qui addirittura non abbiamo ancora delle unità. Non so cosa sta succedendo con gli ceni. Probabilmente ci saranno degli scontri più a nord che noi non riusciamo a vedere. Ora mettiamo le legioni in formazione di movimento, quindi facciamo smontare l'accampamento e direi di partire all'attacco. Allora io direi che prendere Bibracte potrebbe essere buono, perché ci libererebbe queste 2 legioni e ci permetterebbe di controllare anche questa zona qua, questa via, senza dover utilizzare le spie. D'altro la legione finisce qua, quindi ci consentirebbe anche di vedere tutta questa zona. Non sarebbe male, non sarebbe male. Siamo a un turno di distanza circa da Cenabum, che non sarebbe male neanche questo, perché ci consentirebbe di attaccare Cenabum e di prenderla tirando giù la legione. Perciò si potrebbe fare. Questi continuano a rimanere qua. Io però non li voglio nella Cisalpina, ragazzi. Io non li voglio. Vado a fare una roba controintuitiva, però andiamo a cancellare il trattato. Io non voglio che loro passino sui miei territori, per forza. Quindi teniamo l'accordo commerciale, ma cancelliamo il trattato. Ve ne dovete andare, ragazzi. Siete di troppo qua.
Sono 12, noi loro 20, quindi potrebbero tranquillamente attaccarci. Dobbiamo stare attenti. Confido che nel prossimo turno poi se ne vadano nelle loro terre. Io direi a questo punto di attaccare la città di Bibracte e di prendercela. Qui abbiamo il tiro con le baliste, quindi direi di andare a prendercela assolutamente con questa legione, anche se avrei voluto fare un po' di esperienza con quest'altra, ma va bene così. La portiamo in range e ora prendiamo quest'altra legione e attacchiamo. Vediamo se loro si uniranno a costoro, ma non credo, no, infatti. Allora, la vittoria è molto molto facile, io direi che non la andiamo neanche a giocare. Vediamo quanto ci dà, 91% come solito. Io direi di andare in modalità di protezione e di conquistarci per l'ennesimo turno di fila la città. Ok, ho perso un po' di cavalleria, va bene, qualche unità, però niente di che. Allora, potremmo saccheggiarla, ci dà ancora 6.000, Ci dà ancora 6.000, però io a questo punto la prenderei, la raderei al suolo. Cosa dite? Wow, razziarla ci darebbe 20.000, ragazzi. Wow. Wow. Però sarebbe una distruzione totale della città. Potremmo anche farlo, Prenderemo una sbarcata di danni alla città. Però poi noi tanto comunque una legione ne lasceremo sempre in difesa qua dentro. Dai ragazzi, facciamo questa cavolata. Di solito razzia non si fa, ma noi la facciamo. Andiamo a razziare l'insediamento, lo andiamo anche a conquistare. Bellissima questa animazione, non l'avevo mai vista. È stata aggiunta di recente perché non l'avevo mai vista, bellissima. E andiamo a ricostruire tutto. Quindi investiamo ancora nella città. No, niente cavallini. Qua andiamo a smantellare. Smantelliamo. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Questo lo andiamo a smantellare. Era una città tra l'altro economica per loro, quindi la presa è ottima. E adesso facciamo fuori questi con quest'altra legione qui, dai. Andiamo a farli fuori. Facciamo modalità protezione, ma tanto la stravinciamo. Perfetto. E direi che questi li possiamo far tornare dalle loro case. Non mi interessa di tenerli prigionieri, eccetera, perché comunque erano ribelli che non erano spawnati contro di noi. Allora, bene, abbiamo catturato questa zona, ottimo, quindi abbiamo messo in sicurezza Gergovia soprattutto, ma anche Massiglia da un attacco diretto, e questa legione la mettiamo su questa strada qua, a controllare il passo. E soprattutto a fare una pressione nei confronti di Octodrum, che adesso sicuramente si sentirà più minacciata. Bene. Bene, meno 36 per ora. Vedere i prossimi turni cosa succede. Per il resto ci teniamo sempre, ok, con questa con queste legioni così ferme. Non andiamo a fare altro. Andiamo a fare degli investimenti. Questo mi piace molto. I cavallini ci stanno alla grande, anche perché probabilmente ci servirà come rifornimento. Racilium magari glielo lasciamo, la caserma di Manipoli, ma avevo visto che a Saguntum per esempio c'è una caserma anche qua, e direi di toglierla, cioè non ci serve più. Qui il commercio secondo me non ha senso, andiamo a fare produttore di mattoni. Il pontile militare glielo lasciamo, che ci può comunque venire comodo. Qui abbiamo una colonia romana, la facciamo, però adesso abbiamo bisogno di un po' di agricoltura. Io ho visto che potevo potenziare agricoltura non qui, ma nella... eccola qua, ma qua. Quindi andiamo assolutamente a farla. Qui vediamo cosa possiamo fare. Una cittadina. Allora, questo ci dà minore costo di rallenamento delle unità, non sarebbe affatto male. Qui ci darebbe più piombo, però è una cittadina che in realtà non commercia, per ora perlomeno. Quindi in realtà
non mi fa impazzire. Qui abbiamo più 400, arrivata ricchezza delle attività minerarie, non sarebbe male. Oppure più banditismo, però questo ci darebbe più commercio locale. Meno dual cost del reclutamento. Ma non lo so, questo è più commerciale. Questi due qui, questa è una via di mezzo con più banditismo. Potremmo fare i diamanti, ragazzi, che forse ci danno dei soldi, ci arrivano dei soldi subito, dai. Facciamo i diamanti. Questo io lo smantellerei perché abbiamo già l'anfiteatro, che anzi io andrei a potenziare, questo a smantellare. E andiamo a potenziare anche questa cittadina. E sì, speriamo di non andare a mangiare troppo cibo. E qua vorrei fare una roba industriale. Guarda qui cosa posso fare. Interessantissimo. Tanto sì, siamo 16, quindi andiamo a fare. E ci avanza 2800. Ok, altro grano assolutamente. E direi che siamo a posto così, ragazzi. Ci avanza 1400 che spenderemo in qualche unità. E voilà, un'unità qua. Va bene, direi che siamo a posto, non abbiamo bisogno di altri... Ah, qui addirittura recuperiamo, bene. Non abbiamo bisogno di altre cose, possiamo passare il turno e attendere che queste cittadine appena conquistate crescano. Abbiamo conquistato una meraviglia del mondo. Ok, va bene, non voglio sapere che meraviglia c'è lì, però vabbè. Va bene, andiamo a vedere dall'alto, scusate, la nostra mappa. Vedete, adesso già la campagna gallica acquista molto più senso. Che comunque abbiamo una bella invasione dei territori galli. Siamo già in una situazione di controllo, ecco. Ottimo, ottimo. Va bene. Andiamo avanti, finiamo anche questo turno e cerchiamo di fare più turni possibili. Ok, sono rientrati nella loro sede, perfetto. Che era quello che volevo. Probabilmente il fatto che abbiamo conquistato il loro fianco non gli è molto piaciuto. Pirateria rampante. Allora, possiamo darle la caccia e quindi avere meno 25% di penalità a causa dei pirati nell'area marittima locale. Oppure capacità di reclutamento della flotta più 4 se li andiamo a reclutare. Oppure ignorarli. Andiamo a reclutarli perché appunto col discorso della flotta vanno assolutamente reclutati. Intanto abbiamo un veterano, bene, un altro figlio, un veterano appunto che aumenta la sua capacità. Qui abbiamo un po' di pop-up, va bene. Allora, cosa gli facciamo fare a questo veterano qui? Vediamo. Più di esperienza ottenuta dal generale, assolutamente sì. Più 400 alla ricchezza acquisita dopo un'azione di successo, potrebbe starci. Però direi che intrappola, disturba, bla 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 servono. Questo non mi interessa. Dai, facciamo questo qua. Ok, allora mettiamo questa legione qui, cosa gli facciamo fare? Vediamo un attimo prima di tutto se... sì, sì. Posso arrivare lì. Allora direi che questa legione, che adesso è full, la spostiamo sul ponte in modo da avere anche un po' di visibilità e di controllare cosa passa. Però già il fatto che io qui posso già attaccarlo con 2 legioni è fantastico. Fantastico. Sul cibo, ragazzi, siamo a 1, a pelo, però. Allora, andiamo a fare sicuramente un acquedotto, una suburbia. Poi andiamo a fare un foro pubblico. E... no, scusate. No, militare deve essere, quindi campi di Marte. Campi di Marte. Sarebbe interessante un'officina, ma penso che farò un terreno di esercitazione.
E va bene così. Tra l'altro siamo già a 17, già ci amano, non so come. Impossibile, già ci amino. 1% della nostra cultura. Vabbè, della cultura latina, vabbè. Probabilmente per la presenza delle nostre due legioni, così fanno un po' di intimidazione, così. Ok, tanto qua le cittadine si stanno sviluppando, bene, ottimo. Guardate, qui posso andare a recuperare altro cibo e ho finito il denaro, ma il cibo secondo me ci servirà più avanti, forse probabilmente anche adesso. Va bene così, e allora direi che altro non c'è da fare. Siamo in estate. Siamo in estate. Accampiamo questa legione qui. E questa gliela piazziamo proprio qui nel vallico. Anzi, qua scusate. In modo tale che la città ci consente di reclutare i suoi uomini. E facciamo un accampamento qui. Cioè loro non devono passare. Saranno con il passaggio sbarrato. Allora, questa spia mandiamola un po' più... Mandiamola verso di qua. Ok. Ok, iniziamo a vedere qualcosina. Va bene. E poi la portiamo un po' più verso nord. Vediamo cosa ci dice. Qui abbiamo una vergine di guerra. Ok, livello anche abbastanza basso. Potrei fare qualcosa, assassinarla, 10% probabilità, oppure sovvertirla, 13, vabbè, poco niente. Andiamo, spostiamo la spia qui. Non ci dice nulla. Allora, siccome sicuramente loro potranno passare nei vari territori, voglio vedere se c'è qui qualcosa. Ok. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Va bene. Fatemi vedere come ce l'hanno presa. Sempre peggio, valore ostile nei nostri confronti. Va bene, invece loro come l'hanno presa questa cosa? 90. Sì, vabbè. Espansionismo, bla 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 bla. Ok, non ci amano neanche loro, però loro li, diciamo che li teniamo, cerchiamo di tenerli bene. Anche loro non ci amano. E sono tra l'altro alleati difensivi. Ok. Vabbè, loro invece se ne stanno nel loro, tranquilli. Bene così. Allora io direi di passare anche questo turno. Non ho il denaro. Non ho il denaro, certo, perché io ho sbloccato ma non ho il denaro. Allora, vediamo se riesco a questo punto a togliere qualcosa che ho messo adesso. Tipo potrei ritardare il cavallino qua. Obiettivamente, potrei farlo. Dai. Sì, demoliamolo. E andiamo a costruire qualcosa qua. Questa, la suburbia. Andiamo a aumentare un po' di produzione a livello... che ci dia un po' di denaro, ecco. Qui non penso possiamo reclutare nulla, se non 4 barboni. Va bene. Direi che ci siamo. Ah, anche qua però in realtà, vero, l'avevo smantellato degli edifici, sì, tipo qua. E anche qui. Vabbè, non ho soldi per tutti, ragazzi. Anzi, non ho soldi proprio per nessuno. Niente. Lo vediamo nel prossimo turno. Spero non mi vadano in... non mi vadano in prescrizione. Come si dice? Quando non posso più costruire, che mi costa... cioè, insomma, che diventino bassi fondi. Ecco, speriamo che non accada. Andiamo avanti. Cadiamo nell'autunno del 216. Eccoli, gli infami ci attaccano. Gli infami ci attaccano, signori. Gli infami ci attaccano. Fatemi vedere, ovviamente, la risoluzione la straperdiamo. Ah, ci hanno attaccato. Bell'attacco da parte dell'IA. Sapevo che c'era qualcosa che si muoveva, ma non pensavo fossero già arrivati così lontano. Pensavo di vederli con la mia spia di prima.
Beh, Coria non è un insediamento che ci interessa, quindi in realtà mi spiace solo per il fabbro. Allora, possiamo andare a giocarla questa, però effettivamente è una partita un po' così. Dai, gliela lasciamo lì a. È così. Vabbè, ragazzi, ci sta, ci sta. Vabbè, loro dai, hanno subito qualche perdita, l'hanno subita. Dobbiamo subito andare a difendere medio... Ah no, non hanno attaccato. Non hanno preso il territorio. Oh, ci sono stati dei movimenti, ragazzi. Adesso dobbiamo andare a vederli. E d'altronde loro sono conoscitori della foresta meglio di noi. E quindi facciamo fatica. Purtroppo ci sono stati bassi fondi. Ah, peccato. Peccato. Morto un figlio. Crisi alimentare. Scusate, fatemi vedere la famiglia, giusto per capire quanti ne stanno morendo. Perché qua... Una strage. Allora, questo ramo si era estinto. Qui abbiamo scevola. Ok, qua purtroppo ne sono morti tanti. Ok, ok. Fatemi vedere se ho qualche scapolo o qualcosa. No, mi sembra di no. Loro non sono messi benissimo. Diamogli qualche aiutante. Beh, questo glielo do. Loro non sono messi benissimo. Però più di così. Che è la Cornelia. Ok, invece loro mi sembrano belli numerosi. Questa addirittura si può sposare, ma io adesso non ho soldi da investire. Va bene, ok. Andiamo a vedere un'altra volta. Wow, meno 9 per noi, ragazzi. Wow. Meno 9. Abbiamo costruito tanto, eh. Abbiamo costruito tanto. Allora, va bene. Cioè, non va bene, però va bene. Wow. Andiamo a riparare. Andiamo a riparare, portiamo la nostra legione. Che effettivamente può arrivare fino alla difesa della città. Interessante. Allora, prima di tutto, portiamo la spia in zona per vedere se ci sono altre legioni. No, chissà se sono arrivati da qui o da qui. No, comunque, andiamo a prendere un po' di cibo. Mi piacerebbe spingere la legione verso cioè passando dal territorio di Octodrun per andare a intercettarli. Farei incazzare un po' Octodrum. Sicuramente qui ho bisogno di mantenere la legione come qui. Sono tante cose, ragazzi, da gestire. Allora, vediamo. Coria deve essere sicuramente salvata, ma non deve essere salvata a scapito della difesa di Mediolanum. Quindi la mettiamo qui. E ci mettiamo anche un forte. Posso reclutare qualcosa? No, perché non ho costruzioni, ma non mi sa che non ho neanche proprio costruzioni attive. Questa cosa ci potrebbe causarci dei danni, perché non avere... cioè, su leoni siamo i 13, loro sono 20. È vero che 1, 2, 3 unità non sono proprio fortissime, è come se fossero 17, però 17 contro 13, insomma. Insomma. Io sono molto tentato di far partire questi per raggiungere loro. Perché male che vada, faccio il giro e li recupero dopo. Sono molto tentato, vi dico la verità. Allora, portiamo giù questa legione, scusate, questa spia. Perché questa, ecco, è sparita, è sparita.
È sparita. Dove sarà? Allora, io ragazzi mi sento abbastanza confidente che Limonium ha anche una torre, quindi abbastanza fornito. Io mi sento confidente e la voglio lasciare così. La voglio lasciare un po' abbandonata a se stessa adesso per andare a fare del profitti. Perché io ho bisogno di potenziare le regioni a sud, di togliere tutte quelle... Dai, andiamo a farlo. Lo so, sconfiniamo ancora. Ma Roma è così, ragazzi. Roma è così. Benissimo, non c'è nessun problema. Andiamo in modalità di equilibrio. Cerchiamo di perdere meno truppe possibili. Facciamo fuori questo insediamento. Spregiudicati i romani, devo dire. E andiamo a... Solo 4.000. Va bene. Andiamo a prenderci l'insediamento così. E torniamocene subito indietro. Speriamo ragazzi abbiamo fatto una mossa giusta. Ce ne torniamo magari poi qua. In zona safe. Il prossimo turno. Spero che non siamo intercettati da nessuno. E qui ragazzi andiamo a spingere perché Coria, ma soprattutto questa legione, la nonna Rapax, deve essere protetta. Quindi spingiamo la legione nei confini nei quali non dovremmo stare, però lo faremo. Abbiamo anche il supporto della spia, quindi speriamo bene. Ok, qui abbiamo comunque sempre una legione pronta per la difesa del territorio. Però non stanno recuperando uomini, Malattie e fame. Malattie e fame. Qui mi toglie ancora il cibo. Io invece devo avere la possibilità di potenziare ancora il cibo. Questo mi dà un -8, che non mi piace tantissimo. Anche qui la stessa roba. Vabbè, il cibo arriverà, dai. Il cibo arriverà. Dobbiamo tenerci... Dobbiamo essere fiduciosi che il cibo arriverà. Da Apollonia potrei... Apollonia, dove sta Apollonia? Qua, sul mare. No, lo teniamo così. C'è da dire che questo avamposto dovrebbe essere un po' più commerciale. Sì, lo è, però insomma. Da Polonia potrei togliere effettivamente questa, la banchina, e fare qualcosa per il cibo. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Ah, guardate, ma... Porca miseria, ne ho beccato un altro che non ce l'avevo, perfetto. Perfetto. Ne avevo un po' da spingere allora, ne avevo un po' da spingere. Allora, andiamo a rimpiazzare. Ci vorrà un turno però, porca miseria, vado a perdere un po' troppo i turni, però d'altronde... Ah no, qui no. Allora, qui io direi di fare assolutamente una... Ah, wow. Posso fare anche questo, non l'avevo visto. No, allora dobbiamo andare assolutamente qua. Andiamo a prenderci l'argento, che la cava d'argento ci serve sempre. E... Cartago Nova, in realtà, anche questo lo possiamo smantellare, così recuperiamo un po' più di cibo. E avevo fatto altro, mi sembra di no. Fatemi vedere. Ok, una torre. Ok. Allora, qui potrei effettivamente fare un forno mattoni. Come sono messo? 7. Ma ci potrebbe stare. Altrimenti qui però mi chiede il cibo, quindi non lo voglio fare. Questo a Corduba potrebbe starci. Le anfore.
Questo potrebbe starci ancora di più. Dai, lo facciamo. Facciamo anche questo. Va bene. E per ora rimaniamo così. Con 1800 che ci avanza. Allora, qui le navi come sono messe? Ok, hanno recuperato. Li mandiamo ancora in mare. Però scusate, è meglio meno 13 passa con la flotta dentro a meno 20, no? Ok, direi di andare fuori. E mi riesci ottimo. Perfetto. Andiamo a prenderci un'altra imbarcazione piano piano. Si è passati a un meno 4, meno 4. Qui però ci serve. Andiamo a fortificare la nostra, un'altra nostra legione. Facciamo fare un campo. Rilasciamo lì per ora. Ma guardate quanto guadagneremo il prossimo turno. Bene. Probabilmente questa città qua è un crocevia per i commerci, perché mi ha dato un sacco di denaro, quindi sono contento. Dai, andiamo a fare fine turno e vediamo un po'. Entriamo nell'inverno, protetti nella nostra nuova città fortezza Vibracte. Speriamo bene per quella legione lì a sinistra. Eccoli ragazzi, eccoli che sono fuoriusciti. E ci attaccano. Accordo commerciale sciolto. Probabilmente adesso saranno sicuramente quelli di Vibracte che ci daranno noie. È morto un politico. Arianna Calvina della Gens Iunia. Neanche Iunia Calva. Ottimo. La madonna, ma cos'è ragazzi? Una strage? Crisi alimentare, va bene. Probabilmente è dovuto anche alla crisi alimentare queste perdite. Abbiamo ricerca tecnologia questa categoria. Assedio e ci dà l'arte dell'assedio. Allora, sì, però in realtà io non voglio ricercarlo. No, io voglio la costruzione, questa qui delle navi. Anche perché ci dà più velocità di reintegro. Allora ragazzi, che fare? Che fare? Noi ci arriviamo qua? No, non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Non ci arriviamo ragazzi. Quindi sarà un 1 contro 1. 1 contro 1 in una situazione mezza disperata. Queste due le andiamo a fondere perché sennò altrimenti non hanno senso di esistere. E quanto abbiamo di difesa? Pochi uomini. Pochi. Quindi praticamente ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Allora, loro si sono presi pure la malattia. Ed eccoli qui che circondati si bloccano. Bene. Allora ragazzi, nel prossimo episodio andremo a vedere questo attacco. Ok. Di sicuro. Ma mi piacerebbe sentire la vostra su cosa fareste per quanto riguarda questa. Perché le opzioni sono: ritorniamo indietro e li lasciamo lì e ci giochiamo 1 contro 1 con l'esercito dentro la città, o richiamiamo questi, aspettiamo 2 turni, quindi li facciamo marciare nella foresta e cerchiamo di arrivare qui più velocemente possibile, comprendendo dell'attrito, e vedete già che le truppe non sono proprio nelle migliori condizioni. Oppure riattacchiamo la città, quindi andiamo a sottrarre altro denaro alla città di Cenabum e poi da qui ci spostiamo attendendo, fondamentalmente è come se razziassimo la città per prendere le provviste per resistere poi alla marcia che ci servirà per arrivare qui il turno o i turni successivi, perché non so se ce la faremo a fare tutto in un turno. Vi dico subito ragazzi che l'assedio... Ah, non mi dice entro quanto turni
creperemo. Ci dà comunque vincitori il computer, vincitori se attaccassimo, queste sono le unità di rinforzo, se attaccassimo adesso ci dà vincitori, ma probabilmente per un discorso che il nostro generale è molto più forte dell'avversario. Va bene, dai, questo gameplay è andato ben oltre le mie il mio solito orario, ma ormai li sto sforando tutti, ma perché ragazzi sono veramente coinvolto e vedo che anche voi siete molto coinvolti nella campagna, quindi sono molto contento di questo, vi ringrazio. Qui a Cartagonova io direi di fare un foro pubblico, visto che lo facciamo già adesso, anche qui perché sennò mi dimentico ragazzi. Andiamo a fare assolutamente una villa, perché ci serve il pescato. Guardate, addirittura qui io lo convertirei in un pescivendolo, addirittura ci vuole 10 turni, però avere la banchina qui mi sembra veramente una roba che non ne ho bisogno, anche se in realtà qui non ho, in realtà ho tutti pontili militari belli tosti, ma non ho nulla di intermedio, quindi potrebbe essere magari avere una banchina non sarebbe poi così male, perché sennò non ne avrei in giro, non avrei in giro altre banchine. Allora potrei togliere questo e fare magari un porto, una darsena, però qui non ho cose commerciali da fare. Ma non lo so se togliere la banchina a questo punto. Qui sicuramente comunque andiamo a fare allora una suburbia c'è già, andiamo a fare anche qui un foro pubblico, perché anche qui mi serve spingere da questo punto di vista qua. E poi vediamo, dai ragazzi, appunto stavo dicendo, comunque fatemi sapere cosa fareste voi in questa situazione, quale delle tre opzioni scegliereste. Ricordatevi che avete anche la possibilità di utilizzare questa spia per andare a rompere le scatole all'esercito dei campioni. E vi leggo ovviamente nei commenti, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi, grazie.